a notti in cerca di scambiare a volti patrioti valori a cristà un sogno cittadella un voli a stanciare un'idea zidella di tempi e tempi fa. Allora, saluto a tutti, a ringraziare il Centro Culturale Universitario per la sua accolta e a ringraziare Diago Mugiera per il suo invito per questa stonda e poi alla squadra tecnica che permette di presentare questa stonda in condizioni buone. Allora, a ti parlare infine, di una riflessione, di un soggetto che il titolo che ho aiutato di fissione d'autore, ma forse che a principio ci a precisare due piccoli affari per dire perché chi ha scelto su De Magui, che all'inizio sa stonda voleva lavorare piuttosto l'atto di scrittura in generale, l'atto di scrittura per la creazione letteraria soprattutto. Dunque spiegherò in un primo momento e poi dopo proveremo a parlare di un'epoca d'opere che ho scelto che potrebbero illustrare, figurare ciò che verrà detto dell'introito. Ecco. Dunque, un paese fatta fine che deluso, quello che cerca di scorrere nella tua scrittura. Tante le sono state buone e buone, spesso giucude da avvicinarci. E si sbaglierà poco quello che ascolta, pensando che è sempre gli stessi affari che è ripetuto e gli stessi cantilena che volta. E che spesso quello che parla un po' di né elementi proprio nuovi, né partecipa a schiarisce un aspetto che non ci aveva pensato prima. Ecco. Tanto siamo costretti a ripetere le solite domande, come e perché di scrittura, lasciando a un punto interrogativo forse a sua potenza, a sua forza da lusingo. Ma si può in noi, forse con un accosto a penucciavario, esprime in maniera sfarente questa interrogazione che allora, esprimere di maniera sfarente un significa di amica che a risposta si può riconoscere subito. Ecco, posto che questa interrogazione la più pensate come piuttosto come un cammino da seguità, un sapendo mica che può essere o vine o sbucà. Dunque questa interrogazione, la più pensate così, può essere tre. Allora, a prima, come si dice, l'atto di scrivere in una scrittura stessa. A seconda, come un autore interroga la sua scrittura, distanziando e mettendola in scena dell'atto di scrivere. E a terza, che è appena sfarente, posto che la tratta di scrittura sempre, ma di una maniera forse anche più distanziata che l'altra. Come un autore interroga o esprime la posizione di l'autore in una società e un tempo particolari. Ecco. Dunque, sono domande che interessano la scrittura stessa, ma sono domande che interrogano in noi la figura dell'autore in un scritto. E come un scrittore si gioca di figura l'autore in i suoi scritti. Allora, prima forse di cercare di chiarisce se un mondo qui, a parte da esempi che vi presenterà, forse che aveva una piccola digressione che forse un amico una lei a radiare ciò che ben era detto dopo, ma cercherà di spiegarla. Di fatta fine una domanda che tocca cosa è scrivere, cosa è stato qui e che significato li vogliamo dare. Allora, per rispondere in tutti i casi, per avere un pochi elementi di conoscenza, mi sono arrivato a un testo particolare
che è un testo conosciuto di psicanalisi, di un testo di Sigmund Freud. E secondo a Saudore, da capisce meglio la tua scrittura, da quello capisce meglio, e lo fa un paragone con l'attività ludica di Usidello. Ecco, benedicchi Usidello gioca e fatavine può essere paragonato stato qui con quello che crea un mondo di fantasia, ma che lo considera serio e che lo spiega dalla realtà. Ecco. Dunque, per sicura, la spiegazione è un po' essere solo arrivendoci a psicanalisi, non si può mica riuscire la tua scrive solo a questo aspetto qui, ma in tutti i casi ci permette la dieta di darci informazioni o elementi che possono aiutare dal punto di partenza per una riflessione. Dunque, in uso testo, Freud, allora, su testo si chiama il creatore letterario e la fantasia. Dunque, Freud ci insegna che le so errame in sud-est a essere un motore, a dare brio alle fantasie. Allora, ciò che lui chiama la fantasia è una parola che uso senso è l'attività immaginativa. Ecco. E ognuna di queste fantasie seria l'adempimento di una rama, un correttivo che si dà alla realtà con soddisface. Allora, forse di questo aspetto qui ne potremmo anche discorrere. La tua scrittura, non so mica se lo si potrebbe ridurre di noi a correggere la realtà dell'autore Gampa. Ecco. Ma forse sarà un oggetto di discussione. In tutti i casi, il procedimento di elaborazione di fantasia è un lavoro psichico che articola sfarante dimensione temporale. Allora qui faccio una citazione su questo, un'esperienza attuale intensa, dunque che è un'esperienza risentuta no presente, discende in uno scrittore un ricordo di un'esperienza passata che appartiene spesso alla zitellina, ne sorge dando una rama che crea il suo adempimento in dell'opera letteraria. L'opera letteraria stessa permette di riconoscere elementi di l'occasione presente quanto elementi di un ricordo passato. E qui forse di un affare che ci preme, perché chi può riconoscere in una scrittura ciò che bene da un momento di scrittura stessa e ciò che sarebbe forse aperto incosciente di un ricordo che bene a appicciarsi o elementi di un ricordo che bene non appicciarsi a scrittura presente. Ecco. Dunque, a mo è un meccanismo che sollecita a parte incosciente l'individuo. I ricordi biatti hanno da essere messi a palese, sono esperienze legate ai sensi. Dunque, ai sensi possono essere la sicura vista, udocca, l'orato, eccetera, eccetera. E l'esempio forse più conosciuto di queste esperienze legate ai sensi che hanno dato uso slancio alla scrittura, in tutti i casi che di un meccanismo qui che è messo in scena nella scrittura, forse che lo si può trovare alla ricerca du temps perdu di Proust. Ecco. Ma si ricordi qui, possono di noi sia da viure che sono viste, sia da emozioni che sono risentute. Ecco. E che partecipano a provocare ciò che noi chiamiamo l'atto di reminiscenza. Dunque, bisogna aggiustare quantunque che ciò che noi creiamo ricordi di zitellina sono già fizione. E per via un'espressione di un autore specialista di l'opera di Proust, e lui dice che si ricordi qui sono des écrans qui cachent les véritables traces mnésiques. Allora, lo scrittore di Jean-Yves Tadier ha scritto un piccolo libro facendo a lei, in tutti i casi mettendo mica un paragone, ma cercando di avere delle corrispondenze tra l'opera di Proust e i scritti di Freud. Il suo libro si chiama
le lac inconnu entre Proust e Freud, e dice che i ricordi che vengono da Zidelina non ce n'è mica, fatta vine, che sono ricordi che riguardano a Zidelina, che a Zidelina di uso punto di partenza. Ecco, non sono mica viure stichide che sono state registrate, ma che sono ricordi che sono stati formati dopo. Dunque basta che un autore conti i ricordi di Zidelina da significare che si tratta subito di una fizione. Ecco. Dunque, finisco qui e pianto a una digressione qui per portare proprio ai scritti, ma non su di attaccare con la letteratura espressione corsa, forse che ne va un'altra ganza in la letteratura prodotta altro di noi. Dunque, se l'usidane l'idea che è l'idea prima, qui di soddisfazione, ecco, bene di che ciò che non ci soddisface mica è mudore creativo, beh, ci potremmo figurare che l'intimo o l'attitudine di chi scrive di beto la scrittura stessa, di scrittura stessa poi di mesi a manidi da produrre un testo letterario potrebbero essere gli stessi, ecco. Forse chi l'autore, forse chi quello che scrive non si soddisface mica di l'arnesi che l'ha a disposizione per scrivere, ecco. Allora forse che la poesia sia una misfidenza, forse che la poesia sia a coscienza di un'impossibilità di noi, di Dio di restituisce con la scrittura ciò che lavora all'intanto, ma da schisa si inciampi che poeriano fatta vine diventa ostacoli e tanto impedisce la scrittura, s'appaiono forse, in tutti i casi di sì, la giurista così, l'inquietudine, dunque, chi bene da insoddisfazione e a tempo piacere. E bene riadando a stabilisce un rapporto ludico, come ne abbiamo detto prima, un rapporto ludico alla scrittura, poter giocare con la scrittura, con ciò che dia a disposizione, e a tempo giocassine la scrittura, qui con una distanza forse appena più ironica. E permetteria questa distanza qui di riflettere a tempo a scrivere alla scrittura stessa. Ecco. Ma siamo qui e riconosco un campo di l'interpretazione, e tanto questa interpretazione vale solo per quello che fa questi argomenti qui. E ci vorrebbe forse a discorrere con gli autori stessi, per conoscere e a tempo la sua pratica e il suo barre in quanto a scrittura, ma in noi, e forse che è un lavoro che si fa di maniera implicita quando si scrive, che permetteria di formulare affari che forse non sono mica espressi anche da certi autori di maniera così chiara. Ecco. Dunque, questa forma di gioco serio che avrebbe una dimensione riflessiva, abbiamo trovato dell'uso che li facciano un po' di autori nei romanzi di un personaggio di l'autore. Allora, questo autore qui può essere considerato da doppio fittivo o mica. In tutti i casi, questo autore costruisce ciò che noi potremmo chiamare una visione d'autore. E in desopere, la visione permette di inventare e di investigare i possibili di suo personaggio d'autore. Dunque, questo fenomeno, secondo Charline Pluvinet, che ha scritto una thèse che si chiama L'auteur déplacé dans la fiction, où lei ha l'instabilità che lo conosce oramai l'autore, poi la nozione di l'autore, con la società, la letteratura in generale, eccetera, eccetera. Allora, elle scrive: la création d'un auteur fictionnel repose sur un procédé d'auto-représentation, puisque l'auteur réel trouve son homologue fictionnel dans un personnage qui occupe la même fonction. L'inscription de l'auteur dans le monde littéraire et sa relation avec sa création sont ainsi transposés dans le récit, e tanto permette di noi di riflettere a relazione di l'autore di visione, dunque, con il mondo di critica, bene dico un momento di ricezione di un scritto,
ma di noi di giudare l'audore in una società dove lo campa e beh appunto chi può essere stato un posto che lo cuba l'audore nella società. Ecco. Allora, per forse illustrare ciò che bene si è detto, potremmo ammentare in furia l'opera di un autore che è conosciuto assai, che è un autore che ha avuto un'opera divisiosa di noi, donc un romanziere americano che si chiama Philip Roth, e che nella sua opera più di una decina di romanzi mette in scena un personaggio di fizione, dunque, ma di un personaggio d'autore di fizione. E fra questa decina di romanzi ci vorrei forse a mettere più in risalto una serie che è chiamata Tetralogie, dunque, che uso titolo è Zuckerman enchaîné, donc è una serie di 4 romanzi che mettono in scena questo personaggio di Zuckerman, autore americano giudeo, dunque, che usa guida in un certo modo secondo le sfarante da per la sua vita e allora, la sua vita personale la sicura, ma di noi la sua vita di persona che scrive, ecco. Dunque nel primo romanzo per esempio si tratta di l'ispirazione, si tratta di come che sia metà scrive a parte da cosa, la relazione tra quello che scrive e le sue influenze, un maestro che poi ha ad esempio, eccetera, eccetera. E poi il secondo romanzo di una volta che il libro è stato pubblicato, chi ha reazione di critica, chi relazione, chi rapporti ci sono tra critica e autore, tra i lettori e l'autore, eccetera, eccetera. Dunque c'è una riflessione a tempo a non la scrittura stessa e non l'arnesi che lo adopera l'autore e poi di nuovo una riflessione non a viura di l'autore in una società dove lo campa. E dunque una società qui americana. Dunque, creando un personaggio di un romanziere Zuckerman, allora, da doppio visionale o da alter ego, certi hanno detto che era uso doppio, proprio uso doppio, Philip Roth, da un libro all'altro, fatavine, si può dire che lo vizionalizza a sua esperienza d'autore. Ecco. E ciò che è interessante è che se riflessione che lo vage a una scrittura, a un personaggio d'autore, non hanno mica una forma d'assaggio o non sono mica riflessioni che sono teoriche, posto che il lettore percepisce queste riflessioni a partire da un racconto stesso. Ecco. Dunque, fatta fine ci ha a l'idea, a sua pratica e di fare lui che ci permette di riflettere non la sua scrittura. Allora, permette di noi di interrogare a frontiera, i limiti tra la realtà e la visione. Ecco, per un altro esempio, l'autore americano ha scritto un'autobiografia, allora, che si chiama Les Faits, e ha dato come sottotitolo autobiografia di un romanziere. Bon, già che forse ci può interrogare. E su libro qui è scompartuto in 2 parti. La prima parte che infine un narratore seria Philip Roth è lo stesso che conta la sua vita. La seconda parte di un libro di uso personaggio fizionale, l'autore fizionale, dunque Zuckerman, che pia parola per dire che ciò che ha detto Roth nella sua vita è sbagliato, allora si è mostrato umano o disonesto, eccetera, eccetera. Ecco, dunque c'è sempre su gioco qui tra a quale possiamo accordare, infine, a quale un lettore può accordare la sua confidenza. Ecco. E dunque, quando ho detto che Roth si dio a 10 esperienze personali per ficzionalizzare, c'è dunque un aspetto autobiografico di noi nei romanzi. Allora, un aspetto autobiografico e un gioco di noi tra, per esempio, la figura sociale e l'autore e la sua figura privata, quella che è vera e quella che è inventata, e incalcano l'ambiguità che nasce appunto da questa figura qui. Allora, Philip Roth scrive in un articolo: pour un écrivain, il n'est pas forcément nécessaire d'abandonner sa propre biographie pour s'engager dans le jeu d'un rôle. Il peut être plus captivant de ne pas le faire.
On la distord, on la caricature, on la parodie, on la torture, on la subvertit, on l'exploite, tout cela pour conférer à la biographie cette dimension qui enflammera la vie verbale. Ecco, donc qui è un altro punto forse che l'usuleria sviluppa, ma ci ha concentrato nella produzione isolana, ma è interessante di vedere che a parte biografica stessa può essere di noi mudare una costruzione di, come si può dire, costruzione di un personaggio virtuale, vizionale, eccetera. Seria di una maniera un'opposizione a ciò che si dice quando si vuole che, alla fine, la riflessione che dice che l'autore si deve allontanare dalla sua biografia personale per poi inventare parti da temi che non conosce mica, eccetera, eccetera. Ecco. Dunque, ci temo una produzione letteraria di espressione corsa, allora possiamo sculinare un'epoca d'opere che mettono in risalto la figura dell'autore, o chi sa figura d'autore viene messa in dubito. Ecco. Allora, per principiare, potremmo pigliare l'esempio di due libri di Marco Iancarelli, un romanzo e una raccolta di novelle. Dunque, 51 Pegasi di Marco Iancarelli, che presenta un narratore come un scrittore che usa percorso è fiascato perché non è riuscito a elaborare un romanzo che lui pensava e va. Ecco. E tanto non ha ottenuto la riconoscenza bramata, si può pensare, di un mondo letterario. E su mondo letterario qui, ma vogliamo forse spiegare per noi, ben a dire, istituzioni che assicurano all'autore, dunque, un statuto legittimo di scrittore, e a tempo, in un certo modo, questo personaggio dice un posto incerto che l'ha l'autore in una società, e in particolare forse in quella isolana, attraverso i rapporti con due istanze legittimate, dunque, i lettori, da una banda, che costruiscono una figura di l'autore aperta da ciò che li leggono, e dunque a mente di nuovo problematica di letteratura di espressione corsa con un lettorato appena stretto. Ecco, ben a dire, sul rapporto di prossimità, e si crea la sicura che quando si scrive sia aperta da sé, o allora da gente che ci vicina. Ecco. E dall'altra banda c'è la critica. E la critica che usa di vetto, che è presentato in questo romanzo qui, è quello di creare una confusione tra ciò che esprime l'opera e l'idea che lo può avere l'autore. Dunque, di un aspetto che si può riassumere con l'infrasata o l'interrogazione, si può raspicare l'opera dall'autore. Ecco. Ma interrogare di noi un rapporto che l'autore con la sua opera stessa. La sua produzione, vuole che la sia amica o specchio di uso pensamento, che poi sia una prima domanda. Ci vorrà essere onesto con ciò che si scrive, e qui forse ci c'entra una dimensione morale, allora forse che è anche forse moralizzatrice, ben a dire, l'opera letteraria avrà su scopo qui, come si può dire, un obiettivo di edificazione morale. Dopo, come scrive, quando si abbia coscienza che l'opera non si contramica con l'orizzonte d'attesa di un lettorato, e che lo cercheria invece, infine, che l'autore cercheria invece a scombuire l'immaginario, o a mitologia, o a figure costruite che i lettori hanno costruito di sua realtà. Ecco. E tutte queste interrogazioni qui e tutte queste problematiche qui possono avere un risico per l'autore e di ciò che lui conosce, quello di 51 Pegasi, ben a dire di firmare in margine di un campo letterario. E l'altro risico sarebbe quello di stanciare la sua produzione letteraria. Quindi forse di
del suo romanzo di Ancarilli, forse in di quell'altro, più che una riflessione forse non della scrittura stessa, è quasi una riflessione di sociologia letteraria qui, chi di un mondo letterario, enfin, chi di un mondo letterario. Non è mica un ritratto sociologico, quella sicura, ma di come lui concepisce o pensa un mondo letterario in dove lui campa, in dove lui scrive, ecco, un mondo letterario che ci partecipa è lui nu. Dunque, questa situazione che è ambientata in un romanzo Pegasi, 51 Pegasi, si origina in una raccolta che si chiama Prigionieri, bene di il primo libro pubblicato di Albiana, d'altronde. Dunque, in suo libro, due testi di un autore, dunque di un autore vizionale, inquadrano una manata di novelle che l'ha scritto. Dunque, si legge in questa raccolta qui una produzione letteraria di un scrittore che è fittivo e ci permette forse all'autore reale qui di pigliare infine, di mettere anche più distanza forse tra si desti e è lo stesso. E dunque, l'autore fittivo condice il suo nome e chi incalca di questa maniera non l'anonimato imposto gli dà alla sua scelta di scrivere in corso, come lui dice, in una scrittura dialettale che gli permetteria di scontrare il pubblico. Ecco, dunque, di una, come si può dire, una postura penuccia paradossale, quella di scrivere sapendo che nessuno le dirà e a tempo di aspettare o di volere una riconoscenza che veniria da un pubblico non si vuole mica scontrare, ma dando un po' a umano cosa è un pubblico in letteratura e come si costruisce un pubblico. Dunque, il testo che c'è è questa raccolta qui, che si chiama Eawali, che è una forma di postfasio, come lo dice l'autore, dice che infatti avviene l'anonimato si fa frollo e che un pubblico c'è pur se è poco. Dunque, a conseguenza della pubblicazione di un libro, che lo conta in questo testo qui, è stata per l'autore la sua partenza in esilio. E questa partenza qui è stata cagionata dall'incomprensione di lettori di maniera globale, che appartengono sia a un gruppo stretto di quelli che conoscono l'autore e a critica. Ecco, dunque, in maniera più allargata qui, Benadì, quelli che, a critica Benadì, quelli che a sua parola è legittimata da un'autorità a un dominio letterario, o linguistico, d'accordo? Allora, se critiche qui, che vengono sia dai lettori sia da critica, corrispondono a due categorie differenti. Da una banda, i lettori che dicono essersi riconosciuti in iscritti, e tanto abbiamo alla fine di un problema di lettura riconoscenza, o allora di un fatto che non c'è più spiccanza tra ciò che pare vero e ciò che è materia letteraria. Ecco. E dall'altra, dunque, a critica che viene da critica come istanza di l'adobro di una lingua, l'adobro di un stile, l'adobro di un tono e una letteratura che è presentata come piuttosto una conferma della rappresentazione che ha la comunità della stessa. Ecco, dunque una critica che seria a favore di un conformismo in letteratura. Ecco. Dunque per fare una citazione di ciò che lui dice Saudore in de Sanuela, una letteratura strinta come annoscia un po' di amica, una certa espressione libera, un tono più o meno provocante. Ma qui dunque si pone un altro problema. Sa visione trasgressiva che le hanno in novelle di società, appagata a un adobro insolito di lingua, in tutti i casi gli è presentato così in un libro. Seria raddoppiata questa visione trasgressiva, perché non è solo la lettura di testi che ci fa risente, bene di noi da lettori,
e chi sottobone il lettore di noi abbia una conoscenza di ciò che si va di noi in maniera generale in letteratura espressione corsa, per vedere appunto cosa può essere la differenza tra sul libro e ciò che si è già fatto, ciò che si va a tempo, ma bene di noi, questa visione trasgressiva, dà l'intenzione che lo esprime l'autore, che impone al lettore in un certo modo una maniera di interpretare si scritte qui per aborto all'insieme e la produzione letteraria. Dandogli un carattere singolare e dicendo che gli devono essere letti come testi trasgressivi. Forse che è una trappola che lui infine, forse che lui cerca l'autore a intrappolarci dicendo che è fatta fine sia per l'eccesso, sia per l'effetto che viene annullito. Perché chi, se può trovare un affare trasgressivo che l'autore vi dice che c'è la legge su di questa maniera qui, forse chi un trova di più che si distinguisce può essere trasgressivi. Ecco, in una certa maniera caccia dicendo questa una parte di un lavoro che lui deve fare di noi, il lettore, leggendo. E tanto è vero, il lettore quasi si può ritrovare in una posizione di un giudice che si trova all'infuori di una litiga letteraria che è fizzionale, questa litiga letteraria tra l'autore fittivo che è obbligato a giustificarsi di betua critica, eccetera, eccetera, che questa situazione l'ha imposto di parte in esilio, e a tempo l'autore, il lettore giudice di noi perché chi appartiene alla comunità di lettori, che sanno forse ciò che si va nella produzione generale, nella produzione letteraria in generale, e chi si pronuncia dopo la lettura di testi qui. Ecco. Allora, certe somiglie si possono trovare da un romanzo a un altro. Per esempio in De Murtorio, e in un primo capitolo di Murtorio ci si può vedere una somiglia con ciò che è stato detto in De Pegasi. Dunque sul primo capitolo infine di prologo o di avvertimento al lettore, ecco. Dunque un narratore che si chiama Marc-Antoine Gianfarani dice che l'escrittore a caso, che la via e l'ambizione di fare un'opera letteraria, ma aggiusta che lei un poeta fiascato, ecco. E dunque di un tratto comune dell'insieme di i libri di Marco Iancarelli che trattano di un autore. Ben dico spesso autori che usa il percorso è fiascato per parecchi affari, sia le muete per via critica, eccetera, eccetera, sia dunque perché non è mica stato riconosciuto, sia per via che non è mica riuscito a produrre. Ecco. Dunque si indirizza a un lettore, esprime la volontà di darglielo prima che lui leggi un racconto, dunque, fuori di un testo, in una forma di passività, una lettura passiva. Allora, forse questa di noi si può discutere perché lettura passiva è forse un'espressione contraddittoria, un ossimoro, perché un lettore non interviene mica in un scritto, ma di noi me la sicura una posizione di un narratore che è un gioco, o piuttosto un carattere che lo si voleria dare. Dunque, ma se pagine sono soprattutto una maniera di situare l'opera e di situarsi se stesso. Dunque, lui dice, qualcosa da due scrivo, con sviluppo al centro e a periferia, da che lui sia informato il lettore e da stabilisce con lui un patto, una confidenza. Eppure, e questo è forse il più importante, si sa che l'autore una maestra mica, una maestra mai, l'interpretazione molteplice che ogni lettura fa nascere. Ecco. Dunque, che direbbe un piccolo punto all'opera di Marco Iancarelli, per ripiare una pochi di tratti che abbiamo già ammintato, a strettezza di un lettorato,
a scrittura dialettale, a spiccanza artificiale tra literatura regionale e literatura universale, fine, si tratti qui si può ritrovare dell'opera di altri autori, ma con una costo sfarente. Per esempio, di un costato che lo faccio di Brancasi una fontana altea, ma a sua maniera di percepisce e di campare questa condizione non si manca appena gli stessi, posto che Brancasi pare che l'usine di oggi di questa condizione qui e che lo ci mette una distanza che è ironica e in particolare per ciò che si tratta di rappresentazione che ha un pubblico di un scrittore, di una figura pubblica, e poi di nuovo questa condizione, dunque strettezza di letturato, eccetera, eccetera, permette, e a dice Brancasio, permette una dobra lingua che fa nascere o crea le condizioni di una libertà creatrice, per via appunto che i lettori sono pochi, dunque non c'è mica un pensiero di rende conto a un lettorato ma di noi, perché chi regola o convenzione non ci sono da un canone a scrittura, a letteratura di espressione corsa. Dunque, con Brancasio possiamo innovare come si costruisce un'identità d'autore attraverso la sua produzione e da ciò che è l'ubalese e la sua personalità. Allora, la sua personalità vera o fantasimata, è la sicura. Dunque, si dio prima di una maschera, Brancasio, che pia forma di un pseudonimo. Dunque, pseudonimo simpatichello, un nome proprio nostrale, come lo dice Nicolai usato in una sua lettera che c'è un romanzo. Dunque, la scelta del suo nome rinforza a lei l'appartenenza a una comunità identitaria, dunque è molto fa nostrale, e rimanda di nuovo a una pratica che è usuale, che è la pubblicazione di testi literari e poi soprattutto di poesie, nelle riviste con pseudonimo, un affare che si che fatta fine a principio di letteratura corsa stampata questa, mi pare, dunque da fine di XIX secolo ma fino a forse gli anni 60-70 e ancora soprattutto non c'è un spazio informatico, spesso certi pubblicano sempre ma con un pseudonimo, ma di un affare che è usuale e di nuovo conosciuto in della produzione letteraria corsa, ecco. Dunque forse chi c'è questo cognome, questo pseudonimo, una maniera di conformarsi a una pratica che esisteva già nella produzione letteraria isolana, ecco. Ma soprattutto si contra con la funzione unica che la consente a palesare a giornalista italiana, dunque Brancasio, quella di poeta dialettale. Fatta non dice che qui di la sua identità sociale, Brancasio. Dunque, presentandosi di noi come poeta dialettale, di una maniera, piuttosto, presentare ma forse di essere riconosciuto da poeta di noi, posto mi dico poeta, per essere riconosciuto da poeta. Okay? Forse di noi si può discorrere. E l'identità di poeta qui viene definita nudesto da un insieme di gesti, di comportamenti che lamenta Brancasio creando una postura. Dice Brancasio a principio del romanzo, a Dio compro sa vestitoia campagnola e incalfata anche un cappellone nero e a scrittura regionale. Dunque si infrasata a boeria moledie di due maniere, sia di un'espressione metaforica, e tanto poeria qualifica la scrittura e l'autore, a sua fonte di ispirazione o a maniera che la di concepisce la poesia, eccetera, eccetera, sia poeria esse tale quale una descrizione fisica di quello che dice. Ecco. E ci porta a riflettere perché è un po' a fare di ciò che l'ha scritto
come literatura Brancasio, fuori di 2 o 3 versi aumentuato un delubera. Dunque, ciò di noi fa confidenza a ciò che lui dice, di ciò che lui scrive. Ecco. E poi il pseudonimo conferisce a quello che la dobra un posto di confidenza tra l'infora e l'indrento della comunità e permette dunque al personaggio di situarsi in uno spazio che è stretto, dunque un scarto quasi, tra l'identità individuale e collettiva, ed è forse questa posizione appena certa qui che permette e che autorizza il discorso non tabù collettivo, ecco, e che ben a contrastare la sicura con la figura e l'autore che l'ha costruita. Ecco. Dunque, a difficoltà che lui conosce il lettore e a confidenza che lui può accordare al discorso di Brancasio. Ecco. E sul discorso di Brancasio nasce da un'interlocuzione, posto che seriano domande poste da una giornalista italiana che giovano di mudore al discorso. Ma possiamo pensare di noi che sul discorso qui c'è il discorso scritto, c'è una confessione scritta, e che fa venire tutti gli elementi, gli indicatori d'oralità che sono presenti in un testo, possono essere illusori o ingannare il lettore, ecco, o da ingannare il lettore. Ecco. Dunque, massimo che questa confidenza qui viene sbriciolata a fine di un romanzo, posto che dopo l'età a lettera di Nicolaio Santo, un lettore che si era lasciato portare a condurre da un flusso discorsivo di Brancasio perde i segni che la via, dunque tutti gli indizi, tutti i puntelli che erano stati messi in piazza da un discorso di Brancasio vennero distrutti dalla lettera di Nicolaio Santi che venne in contraddizione con il discorso prima. Ecco. Allora, da scrittore, quello è importante forse, e forse che non si è mica dato l'importanza che si aspetta via quantunque Brancasio di un scrittore, ecco, e dunque non si può mica trascurare quando lui si legge ciò che lui dice, che lui va forse a tempo di noi, che lui va forse a tempo, che la sua attività prima di quella di scrivere e di scrivere letteratura, e dunque forse che ciò che lui dice o prodotto di uso discorso è liato a sua attività di scrittore. Ecco. E forse ci possiamo domandare se non è mica Brancasio ficzionalizzato a tempo ciò che l'ha detto non i Garugli, a tempo ciò che l'ha detto non i Salvadori che sono lì dei Garugli o la sua autobiografia, a tutti i personaggi che compariscono in dei suoi discorsi, molto più che spesso c'è una parola che volta in ciò che lui dice, che è la parola teatro. Ecco. Dunque, poeria di nuovo rimanda all'opera di Vattelabesca, tanto con la Fontana Altea avremo dunque un personaggio fittivo che è uno scrittore che crea un teatro in un teatro che è quello che gli è agitato. Ecco. Allora, tenendo in mente questi aspetti qui, ci sarebbe forse la possibilità di fare un rapporto con quelle che tomba Gilac. Allora, quelle che tomba Gilac è l'ultimo romanzo esciuto di Diago Mudier. Allora, perché un rapporto mi pare che ci sia come un chiama e rispondi tra questi due romanzi qui, che uno è il primo e Fatavine, l'altro è l'ultimo pubblicato, che è interessante perché chi in un certo modo ciò che è problematizzato e palisato nell'ultimo romanzo, dunque quello che tomba Gilac, era già trattato di maniera implicita in Dea Fontana Altea. E Fatavine, l'ultimo romanzo ci può arrivare elementi
mica di formazione o di spiegazione, ma in tutti i casi schiarimenti da capisce il primo romanzo e forse di noi come l'era costruito. Allora, per fare una piccola citazione, chiappa in quelli che magiac, all'inizio tutto è chiaro e preciso, con un limite netto trovato proprio inventato e poi cose che può andare a cercare nella vostra memoria a bulè o a bulè. È pericoloso anzi da uno scritto un'idea, un sintomo, un fatto, un starvato qualunque, se lo è da un passuero della vostra vita. E dunque ciò che lui dice qui, e dopo spiegherà di quello che parla, ciò che è detto qui in desso basso, ci permette di vedere che l'atto di scrivere è complessificato e tanto la scrittura diventa quasi quasi torbida per noi. E sono forse situazioni che devono, in una certa maniera, essere biatate a un lettore. Quando un libro, infine, quando leggi un libro, tutto ciò che partecipa alla costruzione di una scrittura. Ecco. Dunque, questa situazione che lui dice sul personaggio in quale cato Magilac è cagionata dall'insedio di bassi autobiografici a un quadro vittivo. Ecco. Ma con Brancasio forse che lì lo stesso procedimento, ma chi spia un verso appena rinversato. Perché? Perché chi si può pensare che lo dice a sua vita, dunque a parte autobiografica, ficzionalizzandola. Ecco, dunque parte da forse ciò che sarebbe la realtà, o ero, eccetera, per ficzionalizzare, e invece in Gilac sarebbe o vittivo, o pseudo-fittivo, berrerimo, che è appicciato all'autobiografico. Ecco. Bon, ma questa confusione, la sicura, tra autobiografia e fizione è un vale solo per la scrittura, interviene di lui in un discorso che è detto, è pure dispensata. E forse che lì di noi un'esperienza scompertuta da tutto ognuno. Quando noi cerchiamo di raccontare un passo della nostra vita, quando noi raccontiamo un ricordo forse che ci pare importante, come va la sferenza o come fa la confusione tra la parte vittiva, quella di ricostruzione, tanto il tema ciò che noi dicevamo prima con Freud, e ciò che sarebbe o ero, con virgolette, perché chi o ero cosa bueria, ma di un altro affare. Dunque, Brancasio forse che noi potremmo considerare come illustrativo, come tanti altri personaggi di romanzi di Agudier, di specie che è chiamata fabulatrice, bene di chi a sua condizione e la sua esistenza dipende di noi, di sua capacità a contare, a inventare. Folle, racconti, eccetera, eccetera. Dunque si potrebbe forse di noi fare una legge tra Brancasio e Averca Amaona, e un personaggio in particolare di Averca Amaona che è Maria Laura. Perché? Perché questi due personaggi hanno tre mindui la capacità di produrre racconti verisimili, e questo è importante. Dunque quello di Brancasio è indirizzato a un pubblico, dunque a giornalista che sta assente, e invece il discorso di Maria Laura si indirizzeria a ella stessa. Ecco. E un altro punto comune che l'hanno tra mindui è che si racconti sia che leggono sia che si contano nello sogabo, sono convinti di si racconti qui e avranno conseguenze a non la sua vita. Dunque Brancasio si racconti avranno cagioneranno una nostalgia, malinconia, eccetera, eccetera. Ma che di noi è forse un luogo comune di avviura di un poeta che è malinconico, nostalgico, eccetera, eccetera. E poi Maria Laura ella invece ciò che la si conta per sconvincersi, ciò che la conta perché che le dice sconvinta, apporterà a lati che sono tragici. Ecco, vorrei di noi che il racconto ha una forza, una potenza che sono maggiore, non da quelli che dicono e quelli che stanno assenti. Ecco,
Tanto, c'è da domandarsi di noi, in vontana altea, se l'altea presentata nel libro o seria a produzione di suo lavoro di ricostruzione memoriale, di visione. Ecco, alla corte ci puoi domandare se non sarà fittiva di Noel altea. Ecco. E ci lasciando in un certo modo, di quella usando in una lettera che ho ammintato prima. Dunque, un bulendo forzao baragone, si può scolinare qualche somiglia tra un personaggio d'altea e figure femminili che sono presenti in delle opere poetiche di, per esempio, di Dante o di Petrarca. Ecco, figure femminili che come si può dire, sono centro di questa opera poetica, ecco, che sono figure infine, sono figure singolari, ma che dicono un collettivo di Aona qui, ecco. Bon, si può dire anche una piccola leia con Albertine disparu di Proust, fatta vine, sa presenza spettrale o chi può avere un ricordo o chi forse può avere un rammarico chi può avere, ma non la so come si può dire, e chi volta così fin tanto che fatta vine un lavoro, e si volta a una parola di psicanalisi, fin tanto che il lavoro di dimenticanza non è stato fatto di una presenza che volta, ecco. Dunque dici prima figure femminili di Dante o di Petrarca, pensavo a Laura e a Beatrice, che potrebbero corrispondere in un certo modo a figura d'altea, posto che ogni tanto è presentata in un romanzo con un verso elegiaco appena, e potrebbe anche dire che fatta viene a lontano l'altea, si potrebbe essere un tombeau per altea, un tombeau come una forma di scrittura poetica. Dunque, altea fatta viene potrebbe essere a costruzione poetica d'un poeta che dice Brancasio e che dice un autore fittivo. Ecco. E per fare la finita, e mi avvicino alla conclusione, se non ultimo all'instabilità che tocca a nozione d'autore, forse un romanzo che ci riflette in maniera aguda assai di quelli che tombo a Gilac. Dunque, non si tratta di l'autore da personaggio pubblico, ma l'attenzione è di più concentrata nella scrittura in traccia di vassi. E subito principiato il primo capitolo, so parecchie l'interrogazione in quanto alla natura di un testo che si legge, che è un frutto di un'ibridazione, di un intreccio, d'operazioni di scrittura sfarente. Ecco, trascrizione, riscrittura, traduzione, commenti, e non ci si riesce a identificare a parte spudica di ognuno. Dunque c'è un personaggio che si chiama Francesco Spurladi, che lui dà elementi di sua vita perché lui poi si scrive un libro a tante esperienze che l'ha campato. C'è un'amica italiana che la scrive e dunque ficzionalizza di lui, apertesi da materia da Spurladi. C'è uno scrittore corso che è lui, e che è un personaggio assai interessante, che è lui riscrive traducendo, ma quando dico riscrive di chi inserisce in della sua traduzione sia riflessioni che toccano la scrittura stessa, all'atto di scrivere, sia, e qui forse non si può mica va troppo, non si può mica scegliere ciò che apparteneria o desto prima e ciò che appartiene dopo alla traduzione, inserisce passi di sua biografia personale. Ecco, fatta vine, potremmo ancora ripigliare l'infrasata di Montaigne, je suis la matière de ce que j'écris. On a pensato così, dunque quando si scrive bella sicura, pertesi da se stesso. Ecco. Dunque, bene dando messa in dubbio a nozione d'attribuzione e a nozione di proprietà, che l'autorità di l'autore non ha udito ne palesa. Fatta vine qual è che ha scritto su questo qui.
ecco. On si sa quale bia a responsabilità di udesto e chi ne assume dunque a proprietà. E tanto forse che questo libro abbiamo una riflessione a viura di l'autore quando chi s'annullisce infine sa figura unica di l'autore, di betu all'identità plurale di una persona sola, ma l'identità plurale qui che corrispondono a queste tre persone che partecipano alla scrittura. Ecco, e su gustato è problematico perché il testo che si legge deve essere un testo di memoria, ecco, che sottoponeria un discorso di verità. Pur se l'ha bisogno Francesco Sporladi di un mezzano per poterle scrivere, ma questo è un fatto che si conosce e che la scrittura di memoria a periodi anziani è sempre stata così. Spesso sia quello che ha campato che scrive le sue memorie, sia domanda a un autore di scrivere per lui, e tanto che valore di verità potrebbero avere queste memorie qui, e tanto forse che per analizzare o interpretare questi testi qui, forse che ci dovrebbe lasciare accanto la parola o criterio di verità. Ecco. Bon, dunque, c'è dunque un doppio sospetto, uno in quanto all'autore e l'altro in quanto ai ricordi con si sa a quale appartengono. Fatta fine, in suo libro c'è una riflessione non a ciò che è un autore e a tempo a non l'impossibilità forse di esprimere e di scrivere ciò che veniria da memoria, ciò che seria o ciò che apparteneria a un ricordo. Allora, per compiere di uscita una piccola agitazione che potrebbe forse di mudare per un'altra stonda, di un'agitazione di Umberto Eco che era stato interrogato da una giornalista francese e che diceva in dell'intervista, parlando di suo primo romanzo pubblicato, donc Le nom de la rose, diceva un auteur, c'est un truc inventé par un livre pour produire un autre livre. Ecco. E forse che con un'epoca di romanzi che abbiamo visto qui potrebbero essere l'illustrazione di ciò che l'ha detto. Ecco, ringraziabili. Erami giovanotti in cerca di scambiare, a volte patrioti valori a cristallo, un sogno cittadella, un voli a stanciare, un'idea zitella di tempi fa.